Buona giornata, benvenuti, bentrovati, nuova settimana, nuovo lunedì, andiamo ad iniziare quindi questa nuova settimana con le principali notizie che riguardano il mondo dello sport. E allora attraverso la nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com ogni giorno potete trovare questo nostro prodotto in modalità on demand sui canali YouTube e Facebook. Per quanto riguarda il digitale terrestre invece vi ricordo il canale 95 corrispondente a Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. Ci potete vedere ogni sera 19:40, 19:45 circa la prima edizione, in seconda serata la seconda edizione, nella prima parte della mattinata la terza ed ultima edizione giornaliera. Andiamo a parlare di pallanuoto in apertura. In evidenza la pallanuoto sia maschile che femminile, quella italiana naturalmente, agli europei di Budapest. Mercoledì il Settebello gioca nei quarti di finale contro la vincente di Montenegro-Turchia, quindi ancora attesa. Il Sette Rosa invece ha battuto ieri 18-6 la Francia e nei quarti domani affronterà la temibilissima Russia. Inizia a Melbourne invece il tennis, l'Australian Open, caratterizzato purtroppo dal fuoco e dal fumo dell'Australia, con Melbourne che è ancora con una aria non del tutto respirabile. Italiani in campo per cercare di andare avanti nella manifestazione. In campo andrà anche la Sharapova, eccola qui, a 32 anni, seguita tra l'altro dall'italiano Piatti. Proprio a Melbourne vi ricordo che 4 anni fa lei venne fermata per doping. È una seconda vita per la Sharapova. Nello sci weekend positivo con la Bassino, terza nel gigante parallelo, il giorno dopo la vittoria della Brignone. Giornata da dimenticare invece per Dorothea Virer, che è giunta soltanto 20ª. Per lei 5 errori che sono costati punti e sono costati posizioni, infatti è scivolata al 20° posto per 5 errori compiuti al poligono di tiro. Andiamo a parlare di basket perché in A1 la TVB Treviso, la De Longhi, continua la sua crisi. Sabato sera al Palaverde ha perduto contro Cremona per 94-84. Andiamo a sentire Max Menetti su questa sconfitta. Beh, insomma, innanzitutto complimenti a Cremona perché credo che abbia vinto meritatamente la partita. Sono un po' deluso perché dopo quell'inizio difficile, il fatto di aver ripreso la partita in mano, di aver preso a brivio, facendo anche cose molto bene su tutti i due lati del campo, ci avevo creduto perché pensavo che a quel punto, una volta ripresa l'inerzia della partita, quantomeno avessimo potuto, con una squadra attrezzata e poi anche solida come Cremona, portare quantomeno la partita a giocarsi sul punto a punto. Lì purtroppo proprio in quel momento abbiamo fatto invece in uscita, soprattutto sia a livello offensivo che a livello difensivo, degli errori imperdonabili, e lì ci hanno tolto fiducia e soprattutto hanno dato grande ritmo e hanno dato grande fiducia ai nostri avversari. Purtroppo abbiamo perso confidenza e questa invece è la parte più negativa di tutte, perché non voglio mai vedere la mia squadra che abbassa la testa. Sapevamo benissimo che questo campionato per noi sarebbe stato molto difficile e che avremmo attraversato periodi come questi, però il fatto di abbassare la testa è una cosa che non dobbiamo mai fare, perché comunque era una partita che avevamo lottato e soprattutto di avere la capacità anche nei momenti di difficoltà di rientrare. Queste le dichiarazioni, queste le parole di Max Menetti, un Max Menetti chiaramente un po' avvilito, diciamo così, perché la partita in effetti, come ci ha raccontato lui, era stata recuperata dalla TVB. In testa sempre la Virtus Bologna in questo campionato, seguita da Sassari, poi c'è Venezia che ha vinto in casa contro la Fortitudo Bologna per 80-70. Il prossimo turno per quanto riguarda la TVB Treviso è in trasferta a Pistoia ed è un'altra di quelle trasferte o di quelle squadre da affrontare con la massima attenzione. L'apertura per quanto riguarda il volley è su questa figura, su questo volto, quello di Piccinini, che ieri è andata in panchina con Busto Arsizio, la sua nuova squadra,
Non ha giocato, è rimasta in panca per tutta la gara e sicuramente le saranno venute in mente le parole che proprio il giorno prima aveva detto Mazzanti, aveva dichiarato Mazzanti quando le hanno chiesto se Piccinini rientrava nei suoi progetti, rientrava nella squadra che va e andrà a Tokyo per le Olimpiadi. Immaginate, no? E sapete cosa ha risposto Mazzanti, che è uno che non le manda a dire a nessuno, dice beh, Piccinini non rientra nei progetti. È bello che lei si impegni per cercare di ritornare a giocare dopo parecchi mesi di inattività, ma insomma ognuno deve avere questo sogno, dice, però il sogno per Piccinini non sarà per le Olimpiadi. Staremo a vedere se sarà confermato o meno. Limoco in campo, intanto, per parlare di pallavolo relativa alla casa nostra, al Palaverde contro Filottrano ha vinto a fatica 3-1. Santarelli si è preso le colpe a fine partita della confusione fatta in campo in alcune occasioni, in alcuni scampoli di gioco, dovuto soprattutto al turnover che ha effettuato. Sentiamo proprio il tecnico delle Pantere, Daniele Santarelli. Ma meno male che ogni tanto si fatica a vincere le partite. Sì, abbiamo giocato molto male secondo me, abbiamo fatto proprio una brutta partita, tanti errori secondo me, tanta confusione e caos nei primi set, errori abbastanza banali dovuti al fatto che secondo me il nostro servizio non stava entrando, poi abbiamo fatto anche qualche errore che di solito non facciamo con alzate o appoggi molto semplici da gestire in maniera molto semplice, invece con errori banali. È stata una partita molto strana. Ci siamo allenati così in questi giorni, quindi mi aspettavo non certo una partita bellissima da parte nostra, indubbiamente avremmo dovuto fare qualcosa di più. È venuto il set perso in casa e questa cosa finalmente ce la siamo tolta perché portava anche un po' di angoscia, sembrava non dovessimo mai perdere un set in casa, invece fortunatamente l'abbiamo perso in campionato. Adesso dobbiamo pensare al poco tempo che abbiamo a disposizione, a quello che dobbiamo fare, a come dobbiamo lavorare. Indubbiamente la squadra deve ritrovare un po' di feeling. Io ho mischiato tantissimo le carte oggi e quindi mi assumo la responsabilità, perché così non do tanti riferimenti alla squadra. Non è semplice per tutte le giocatrici trovare ogni volta innesti differenti, soprattutto dovuto al fatto che negli ultimi 20-25 giorni non ci siamo mai allenati. Avete sentito, no? Quindi dice mi prendo tutte le mie responsabilità per quanto riguarda questa partita, che attenzione è una partita vinta 3-1, insomma si è perso questo primo set in casa e quindi ci siamo tolti anche questo spauracchio di non dover mai perdere un set. Limoco ritornerà in casa al Palaverde mercoledì sera per la Coppa contro l'Alba Blasi, ufficializzata, ma lo sapete, la finale scudetto donne invece che si giocherà a Trieste il prossimo 9 maggio. Rimaniamo sempre nell'ambito della pallavolo maschile questa volta, perché il Motta di Livenza è andato in trasferta contro la seconda della classe, il Golden Plastic Seed, perdendo per 3-1 purtroppo. In Serie C invece il Team Spes Conegliano ha vinto 3-0 con la Vivigas Arena, mantenendo la testa della classifica. Adesso cambiamo sport, lasciamo il volley maschile e femminile e passiamo al rugby. I Leoni del Benetton hanno perduto sabato pomeriggio alle 14 a Monigo contro Leinster, la corazzata Leinster come l'avevamo definita nelle settimane precedenti. Hanno perso per 18-0, un peccato perché 7 minuti fatti alla grande, quelli del primo tempo, poi altrettanti, una trentina di minuti dove la formazione trevigiana è riuscita a combattere quasi alla pari, anche se c'era l'inferiorità numerica di Leinster, però poi è bastata una disattenzione e si è aperta la maglia. Si discute già da oggi sulla stampa locale e non di questa scelta di non trasformare, di non andare a prendersi 3 punti, di mettere il pallone in mezzo ai pali e di voler giocare per cercare la meta. Molti sono d'accordo, altrettanti no, insomma vediamo che cosa ci dice Simone Ferrari, che abbiamo sentito a termine della gara. Beh, intanto Ferrari, meno male ti abbiamo rivisto in campo e questa è la cosa importante in questa importante partita. Sì, sono estremamente contento, mi manca indubbiamente un po' il ritmo che ho perso in questi 3 mesi che è stato fuori, però
È stata un'emozione incredibile ritornare con i compagni a Monigo e soprattutto contro l'Einster è stato un bel test anche per me personalmente, per vedere a che punto sono e sono contento, devo lavorare ancora tanto ma sono positivo. Ecco. C'era la curiosità di vedere come avreste impostato e come avreste giocato questa partita. Mi pare che, come si suol dire, quando le squadre sono importanti non serve tanta tecnica, tanta tattica. Avete giocato? No, certo, abbiamo dimostrato un cuore incredibile, non avevamo nulla da perdere in fatto di punti, classifica, e per cui è stato appunto positivo l'atteggiamento, ci siamo imposti in difesa, in particolare anche dal punto di vista fisico, abbiamo dominati il primo tempo in difesa e hanno fatto poco gioco, però ovviamente poi hanno dimostrato un po' anche di essere una squadra molto consistente e hanno portato a casa il risultato, però si sono viste tante cose positive e siamo contenti, ripartiamo da qua insomma. Soprattutto nel primo tempo, un primo tempo molto molto bello. No, certo, siamo appunto contenti del primo tempo fatto, sappiamo che non basta, ci sono ancora alcune imperfezioni che sicuramente dopo la settimana libera lavoreremo, ma è comunque un match che ci dà fiducia insomma. Un po' di ferie e quindi cancellare il rugby, si diceva anche in conferenza stampa, dalla mente, servirà, no? Sì, no, è importante anche e soprattutto per staccare e tornare ancora con più grinta, più voglia insomma. Riposeranno appunto i leoni in queste settimane, nelle prossime settimane, come ci ha detto e anticipato Simone Ferrari. Parliamo di calcio adesso, perché la Serie A ha fatto registrare un'altra giornata, la Juventus ha vinto un po' a fatica con Parma per 2-1, il solito Ronaldo ha trascinato, grande prova anche di Dybala che poi se ne è uscito dal campo con un gesto di stizza in panchina. L'Inter ha pareggiato a Lecce per 1-1 e qui c'è un po' di delusione per Conte, un Conte che comunque attende i suoi nuovi acquisti, direi quasi tutti confermati, perché anche se non c'è l'ufficialità, ieri nel programma televisivo di Simona Ventura su Rai 2, Simona Ventura si è presa la responsabilità di garantire che tutti gli acquisti chiesti da Conte sono stati certificati e ufficiali. Staremo a vedere se avrà ragione anche lei. Lazio vincente, perché attenzione alla Lazio, con la Samp va a vincere un'ennesima partita per la sua striscia positiva di ben 11 vittorie. Stasera chiude la giornata Atalanta-Spal alle 20:45. C'era il Milan, l'ho saltato? Beh, il Milan ha vinto fortunatamente per quanto riguarda la gara contro l'Udinese, l'ha vinta proprio allo scadere, cosa che non accadeva da molto tempo. Andiamo in Serie B, dove le Venete e le Friulane si sono ben comportate, a cominciare dal Pordenone che è andato a prendersi un 2-2 a Frosinone. Rimangono un po' di proteste di Tesser e i suoi ragazzi per come sia arrivato questo pareggio. Cremonese-Venezia 0-0, a Chievo batte Perugia 2-0 e poi chiude Spezia-Cittadella con il pareggio per 1-1. Da Serie B maschile a Serie B femminile passo brevissimo con il Permac Vittorio Veneto che è andata a Napoli, 22 ore di pullman e purtroppo sconfitta 2-0. Domenica la Permac torna in casa, anzi va a Cittadella, scusatemi, per giocare un match che sa ormai di salvezza vera e propria. In Serie C, Cesena Virtus Vecomp Verona, siamo nel maschile, 3-3, a Gubbio passa l'Arzignano per 1-0. Lanerossi Vicenza batte Carpi 1-0, a Padova salta Sullo, il tecnico del Padova, dopo la sconfitta contro il Modena per 1-0. Stasera si chiude, eccolo qui, stasera si chiude la giornata con Piacenza Triestina alle ore 20:45. Andiamo in Serie D, sempre più vicini ai campionati che da vicino seguiamo, quarta giornata di ritorno del campionato di Serie D, Adriese batte Feltre 1-0, Ambrosiana Ciarlins Musane 3-0, Belluno 1, Delta Rovigo 2, Caldiero Vigasio 2-1 per il Caldiero, pareggio della capolista Campodarsego sul proprio campo contro la difficile Este 2-2, pareggia anche il Montebelluna ed è un buon punto quello raccolto dai ragazzi di Bodo
in quel di Cartigliano, 1-1 tra Cartigliano e Montebelluna. Chions Villafranca 0-0, Clodiense San Luigi 2-2, Legnago Mestre 0-0, un buon punto degli uomini di Zecchin che vanno a Legnago contro la seconda della classe e portano a casa un punto importante. Luparense batte Tamai 1-0. L'Eccellenza, 2 i gironi, nel girone A il Giorgione in trasferta torna alla vittoria contro la Belfiorese per 2-1. Nel girone B si anima sia la testa che la coda. Calvino Ale batte Istrana 2-0, Spinea batte Eclisse 2-0, Lia Piave Union Pro 1-1, Porto Gruaro 1, Vittorio 2, autentica sorpresa della giornata, sicuramente esploit e grande partita degli uomini di Paolo Zoppas. Porto Mansuè batte Union QDP 4-0, Martellago Liventina, altra sorpresa, ma ormai non è più tanto una sorpresa perché la Liventina va a posizionarsi al primo posto in classifica, 4-0 vince a Martellago. Robeganese San Giorgio Sedico 0-0, San Donà Montello, altra sorpresa, vince il Montello 2-1 sul campo del San Donà. E allora in testa troviamo Porto Gruaro e Liventina 35, San Giorgio Sedico 34, Porto Mansuè 33, in fondo alla classifica QDP 13, Montello 14, Union Pro 16, Lia Piave ed Eclisse 18 punti, Martellago 19. Sarà un bellissimo finale di campionato. Promozione, girone D, Opitergina capolista con 45 punti, Trebaseleghe Godega 0-0, Caorle La Salute Cavarzano 3-0, Fossalta batte Marcon 1-0, Lovis Spresiano Fontanelle 2-3, Ponzano Opitergina 3-1 per l'Opitergina capolista, a Treviso autentico colpaccio del conegliano di Vanni Moscon che espugna il Tenni vincendo per 2-0, a Vazzola batte Vedelago 4-2, a Villorba Noventa batte Villorba 2-1, Noventa secondo a 33 punti, Caorle a 32, Treviso a 31, che adesso deve fare i conti e deve stare attenta dal Fontanelle che di punti ne ha 30. Vi ricordo che di tutte queste categorie, dalla Serie D alla terza categoria, parliamo nel programma Dilettanti a tutto campo, condotto in studio dal collega Riccardo Bonvicini, che naturalmente poi troverete in modalità on demand sui nostri canali Veneto Globe, YouTube e Facebook. Chiudiamo con il basket. In Serie A2 femminile il Ponzano torna alla vittoria in casa al Palacicogna contro Vicenza, vince e fa un bel sorriso, 68-60. In Serie B maschile invece la Rucker Sanve contro il Falcon Star Monfalcone perde l'imbattibilità del Palasystem di San Vendemiano, perde di un punto, 69-68, al termine di una gara dal finale incandescente con Tassinari che ha contestato duramente l'arbitraggio. Ne parleremo nelle prossime giornate. È tutto, ci fermiamo qui e vediamo appuntamento a domani.